sì. Mamma mia, che prestazione, mamma mia. E questo è il Napoli che ci aspettavamo. La reazione c'è stata oggi, anche la prestazione. Mamma mia, Carmen. Bacia a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. La Lazio parte forte, trova il gol di Zaccagni, ma poi pian piano viene la qualità del nostro Napoli che schiaccia la Lazio. Perché ditemi voi, la Lazio dov'era nel secondo tempo? Nel primo tempo cosa ha fatto? 2-3 tiri, basta, è finita qui. Immobile annientato da Kim e Rachmani che hanno fatto una signore partita. Anche se Kim in uscita qualche pallone l'ha sbagliato, ma per me hanno fatto una grandissima partita difensiva, così come Mario Rui e Di Lorenzo. Vogliamo parlare dell'episodio di Mario Rui? La sbracciata che dicono i laziali che c'era il calcio di rigore, ma l'arbitro non ha visto niente. L'arbitro, anche il VAR, non è stato richiamato. Ci sarà un perché. Poi può darsi anche che su questi episodi la VAR non chiama il fallo, ma per me non ci sta. Poi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Tanto lo so, i laziali verranno a piangere sotto i commenti, ma questo era calcio di rigore. Il fatto sta, il Napoli ha vinto meritatamente perché il campo parla, le occasioni che ha avuto il Napoli, 2 legni oltre i 2 gol fatti. Ragazzi, tanta qualità, Lobotka, il geometra ancora una volta del centrocampo, si gira in un fazzoletto, destra, sinistra, allarga il gioco, mamma mia. Anche Issa recupera palloni per tutte le parti, torna in difesa, a contrastare, mamma mia. Che poi fa anche l'assist per un altro fenomeno come Kvaratskhelia che piglia un palo nel primo tempo che sta ancora tremando e poi fa un gol della Madonna. Anche qualcun altro che se l'è mangiato, però grandissima prestazione e grande gol di Kvara. E quello è il gol vittoria, perché poi nel primo tempo segna anche il nostro coreano, anche Ganga Style, ovvero Kim Min-jae, su un calcio d'angolo battuto da Zielinski. Kim di testa la spizza e pareggia la partita momentanea nel primo tempo dell'1-1, ma il Napoli la vince 2-1 e la vince facendo una grande prestazione. Ecco, Osimhen non ha segnato, ha preso un palo, ha scheggiato un palo di testa, però comunque si è mosso tanto. Ci aspettiamo qualche gol di più. Sono 3 punti pesanti dopo il pareggio casalingo con il Lecce e quel di Firenze. Oggi eravamo obbligati a vincere e il Napoli lo ha fatto contro una grande squadra come la Lazio e l'abbiamo annientati, ragazzi, perché la Lazio ha giocato i primi 10-15 minuti, ma poi è sparita dal campo, ma grazie a noi, perché con la nostra qualità pian piano siamo saliti e abbiamo annientato Milinkovic, Immobile, i giocatori di più qualità, Luis Alberto, che oggi non si sono praticamente visti, e quando ti vengono a mancare questi giocatori qui, io penso che tutta la Lazio si spegne, no? I meriti vanno dati anche a Spalletti, che oggi ha sceso in campo la formazione titolare a differenza di quella di Lecce e si è vista la differenza. Centrocampo tutti bene, difesa uguale. Mario Rui mi è piaciuto, Di Lorenzo un partitone secondo me, Osimhen sufficienza come vi ho detto, non voglio dare l'insufficienza perché comunque si è impegnato, si rialzava, era voglioso, ha voluto fare. Kvara, che ne parliamo a fare? Per me è il migliore in campo, Kvaratskhelia, anche se ha fatto una grande partita, come Lobotka, Zielinski bene ma può far di più, Lozano speriamo in una pronta guarigione, è uscito dopo un contrasto brutto di testa, con Mauricic speriamo in bene, speriamo che possa tornare il prima possibile. Comunque anche a lui fino a quel momento gli voglio dare una sufficienza, anche se non abbia fatto chissà cosa. Politano è entrato bene in partita, ha dato una scossa, mi è piaciuto tanto. Elmas nulla di che, ragazzi, gli do la sufficienza così, ma non è che abbia fatto chissà cosa. Mamma mia, si gode perché il Napoli prende 3 punti
dove una squadra milanese ce li ha lasciati, l'Inter ha perso a Roma e noi abbiamo vinto. È vero che poi abbiamo pareggiato con il Lecce, ma questo è un po' dove sono mancati i punti, dove abbiamo perso punti, un po' li abbiamo ripresi. È questa la cazzimma, la cattiveria, la grinta, la reazione che volevamo da questo Napoli e ce l'ha data oggi. Oggi soddisfazioni e oggi abbiamo dato una dimostrazione di essere una grande squadra. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello87, amo belli, che arriviamo a sti 3000 iscritti. Mamma mia Giorgiana, mamma mia che varaschelia, no che vascelia, come sento dire a tante persone, quarascelia, ma che è? Ah, pompa e benzina, ma un Pokémon, ma che è? Mamma che giocatore, mamma mia, ma segna solo con il Verona, segna solo con il Monza, ma ha segnato con la Lazio. E che gol ha fatto? E il palo che ha preso, poi sta ancora tremando. E le giocate che ha fatto, no, no, ma Kill è sopravvalutato, Intanto il campo parla. Povera Pilotto, mi sa che t'hanno scamazzato. Mi dispiace per Sarri. Niente, per i miei amici laziali, vi rifarete la prossima partita. Oggi Atacalati e Shell. Buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napoli.